felice di essere con voi questa mattina e la mia preghiera per ognuno di noi è riassumibile nelle parole del salmista nel Salmo 119, il quale al versetto 18 dice: apri i miei occhi e contemplerò le meraviglie della tua legge. E poi il salmista continua al versetto 34 dicendo: Signore, dammi intelligenza in modo da comprendere la tua legge, io osserverò la tua legge, la praticherò con tutto il cuore. Ripeto, questa è la mia preghiera per ognuno di noi, che il Signore possa aprire le nostre menti, possa aprire i nostri cuori, in modo da poter comprendere la sua parola, in modo da poterla praticare nella nostra vita di tutti i giorni, per poter essere felici. Ed il titolo del messaggio di questa mattina è questo: comoda illusione o stimolante realtà? E nelle prossime 2 ore e mezza vorrei condividere. Ora io non ho riso perché ci credo. Nei prossimi minuti vorrei condividere alcune riflessioni sull'epistola di Giacomo. Comoda illusione o stimolante realtà? Uno dei miei film preferiti è quello di Matrix. Quanti di noi non hanno mai visto Matrix? Allora questo è grave, quindi prendete 1 ora e mezza durante questa settimana, mettete da parte la lettura della Bibbia e la preghiera, ma guardate questo film, ok? Matrix è uno dei miei film preferiti perché ha un messaggio di fondo molto interessante. Il protagonista di questo film è un certo Thomas Anderson, che fa il programmatore per una rispettabile azienda di software di giorno e di notte però è un pirata informatico ed è conosciuto nell'ambiente dei pirati informatici con il nome di Neo. E Neo nel vivere la sua vita non riesce a trovare la vera soddisfazione, non riesce ad essere felice. Lui percepisce che la vita può offrirgli qualcosa di più, però non riesce a capire come mai non riesce ad essere soddisfatto, fin quando ad un certo punto del film, proprio all'inizio, lui incontra un oscuro personaggio, e qui la slide è molto oscura, quindi non si vede, un oscuro personaggio, un certo Morpheus. E Morpheus si dice: caro Neo, io so chi tu sei, io so che tu non dormi la notte, che ti svegli la notte e ti chiedi qual è il senso della vita. Caro Neo, io lo so che tu non riesci a trovare la vera soddisfazione nella vita. Neo, io so che tu sai che c'è qualcosa che non va nella realtà che stai vivendo. E la risposta a tutte le tue domande è Matrix, lo dico in italiano, Matrix. E poi Morpheus condivide con Neo una sconvolgente realtà e gli dice: Neo, tutto quello che tu percepisci con i tuoi sensi, quello che tu tocchi, quello che tu vedi con i tuoi occhi, il cibo che tu mangi, le canzoni che tu ascolti, non sono reali. La realtà che tu stai vivendo non è vera, è pura finzione. E poi Morpheus condivide con Neo il fatto che tutti gli uomini erano in campi come questi, erano incapsulati in involucri come questi, attaccati tramite un cavo ad un computer centrale. E questo computer centrale aveva creato questo programma, Matrix, che simulava la realtà, ma in realtà era solo un semplice programma. E ad un certo punto c'è la famosa scena delle 2 pillole. Morpheus dice: caro Neo, ora ti ho spiegato, ti ho detto, ti ho comunicato la verità, ti metto di fronte ad una scelta. Pillola blu, tu prendi questa pillola, domani ti sveglierai nel tuo letto e potrai credere a quello che vorrai. Pillola rossa, tu uscirai da Matrix e per la prima volta aprirai i tuoi occhi e vedrai com'è fatto il mondo reale. E Neo decide di accettare la sfida di Morpheus, prende questa pillola rossa, per la prima volta apre i suoi occhi e vede la realtà per quella che era veramente. C'è la famosa frase di Morpheus, non voglio rovinare il film per coloro che non l'hanno visto: benvenuto nel mondo reale. A volte come credenti noi ci illudiamo di poter vivere una vita felice, felice nel modo in cui viviamo le relazioni con gli altri, felice in cui noi gestiamo i nostri soldi, felice nella nostra vita familiare, a prescindere dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio. E la stessa parola di Dio ci dice che se noi pensiamo di poter raggiungere la felicità in questa vita, il successo in questa vita, nelle relazioni, nel modo in cui viviamo la vita stessa, senza la conoscenza e la pratica della parola di Dio, noi siamo degli illusi.
Stiamo vivendo una comoda illusione, comoda perché? Perché alla fine lo studiare la Bibbia a volte può essere un qualcosa di pesante, richiede uno sforzo, una comoda illusione, mentre la realtà, una stimolante realtà perché che richiede impegno, è tutt'altra cosa. Allora la domanda che ci dovremmo porre è come mai? Come mai noi sappiamo, nonostante sappiamo che lo studio della parola di Dio è importante, la conoscenza della parola di Dio è importante, nonostante sappiamo che praticare la parola di Dio è importante, spesso e volentieri tutto facciamo che purché studiare e mettere in pratica la parola di Dio, perché ci sono degli ostacoli e forse al termine di questo sermone noi avremo dimenticato tutto, forse alcune delle cose che vedremo non riusciremo a capirle in profondità perché non saremo in grado di spiegarle benissimo, ma se ci fosse una cosa che vorrei che tutti ricordassimo da ora in poi è questa: una reale felicità dipende dalla pratica della parola di Dio. Se vogliamo essere felici, questo è il messaggio di Giacomo, se vogliamo essere felici, vogliamo avere successo nelle nostre relazioni, nella nostra vita familiare, nel modo in cui noi gestiamo i soldi, nel modo in cui gestiamo le relazioni con i nostri colleghi, noi dobbiamo praticare la parola di Dio. E non c'è pratica della parola di Dio senza conoscenza. Ci sono però degli ostacoli che ci impediscono da una parte di conoscere la parola di Dio, dall'altra parte che ci impediscono di praticare la parola di Dio. Quindi questa mattina vorrei molto brevemente, non 2 ore e mezza, non vi preoccupate, spiegare un attimino quali sono gli ostacoli che ci impediscono di conoscere la parola di Dio e quali sono gli ostacoli invece che ci impediscono di metterla in pratica. E vi chiederei di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 1, leggeremo dal versetto 19 in poi. Ok? Giacomo, siamo nel Nuovo Testamento e possiamo proiettare anche il testo qui sullo schermo. Giacomo dice, versetto 19: sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Vedete come comincia Giacomo? Sappiate questo, fratelli miei carissimi. Una traduzione inglese traduce questo versetto con prendete nota di questo, mettetelo per iscritto. È come se Giacomo stesse dicendo: guardate che quello che sto dicendo, quello che sto per dirvi è molto molto importante. La vostra felicità potrebbe, anzi dipende da questo, quindi fate attenzione. Poi dice fratelli miei carissimi. Questa parola non rende molto ciò che Giacomo voleva trasmettere. A volte io scrivo delle email ai miei colleghi e scrivo cara X e magari comunico qualcosa, però quella collega magari la vorrei prendere per il collo e strozzarla, quindi non è molto cara. Quindi questa parola carissima o carissimi in italiano non rende l'idea dell'originale. In inglese dice beloved, amati, quello è il concetto, amati. Quindi Giacomo dice: guardate, quello che sto per dirvi è molto importante, sappiate che io vi amo. Quello che sto per dirvi non lo dico perché voglio rimproverarvi, non lo dico per farvi vedere quanto io sono bravo, lo dico perché vi amo, perché siete importanti, perché io tengo ad ognuno di voi, voglio che ognuno di voi sia felice. Quindi sappiate questo, fratelli miei carissimi, fratelli miei amati. E poi c'è, questi versetti li vedremo tra un attimo, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi. Giacomo dice: nel momento in cui voi avete creduto nel Signore Gesù, è come se un seme della parola di Dio fosse stato piantato nel vostro cuore. E durante la vostra vita voi dovete far crescere questo seme, come ricevendo sempre più parola di Dio, facendo sì che la conoscenza della parola di Dio abbondi, aumenti in ognuno di voi. Ci sono però degli ostacoli, vedremo questa mattina, ne vedremo almeno 5, che impediscono la conoscenza della parola di Dio. E spesso quando noi pensiamo agli ostacoli che impediscono la conoscenza della parola di Dio, pensiamo subito alla mancanza di tempo, perché mi manca il tempo per farlo, pensiamo alla nostra pigrizia,
pensiamo al fatto che forse non abbiamo le capacità per studiare la parola di Dio, perché io non ho ricevuto il dono di insegnamento, di predicazione, ho ricevuto un dono di servizio, e perché dovrei studiare la parola di Dio? Quindi pensiamo che questi siano gli ostacoli. In realtà l'ostacolo principale è il nostro carattere, perché ci sono alcuni aspetti del nostro carattere che ci impediscono di conoscere pienamente la parola di Dio. In maniera particolare ci sono 5 personaggi che vorrei esaminare questa mattina che fanno molta difficoltà a conoscere la parola di Dio. E il primo di questi personaggi è il sordo. Il sordo è una persona che è solitamente distratta, è una persona che ha tante cose da fare, va sempre di fretta e quindi non riesce mai ad avere del tempo per riflettere su ciò che Dio vuole dirgli. Una persona che ascolta la predicazione però magari già sta pensando a quando va a casa quello che deve cucinare, o a stasera la partita dell'Inter, sto pensando io perché sono interista, eccetera, e pensare all'Inter mentre si predica è una cosa grave, perché però va sempre di fretta, c'è sempre qualcosa da fare, anche quando parla con gli altri non pone mai attenzione a quello che viene detto, oppure è a casa, apre la Bibbia, però va di fretta, non riesce ad ascoltare ciò che il Signore vuole dirgli. Oppure una persona, il sordo, che sente, che capisce perfettamente quello che la parola di Dio dice, però non gli fa comodo metterlo in pratica. Vedete come questo ragazzo che si tappa le orecchie. Sì, magari quello che la ragazza sta dicendo è vero, è giusto, quello che Dio vuole dirci è vero, è giusto, però a noi non ci fa comodo. Dovremmo perdonare, sì, lo so, è vero. O c'è qualcosa che non va con quel fratello, lo so, la parola di Dio mi dice se prima di offrire l'offerta, se sai che qualcuno ha qualcosa contro di te, va, ok, anche se sei stato tu a ricevere un torto, va, sistema la situazione, poi vieni e offri la tua offerta, però non vuoi andare da quella persona, cioè ci tappiamo le orecchie e diventiamo sordi alla parola di Dio. E non è una questione di tempo, non è una questione di comprensione della parola di Dio, è una questione che non vogliamo ascoltare quello che Dio vuole dirci, eccetera. E Giacomo dice, visto che una reale felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio, se tu sei un sordo, quello che devi fare è, devi essere pronto ad ascoltare, devi rallentare il ritmo della tua vita, devi cominciare a riflettere su quello che Dio vuole dirti, leggere la parola con calma, prendersi del tempo e dire Signore cosa vuoi dirmi, ascoltare gli altri, perché spesso il Signore ci parla tramite un fratello, tramite una sorella, quindi ascoltare quello che gli altri vogliono dirci, anche se quello che ci viene detto potrebbe essere un po' scomodo a volte. Quindi Giacomo dice se sei sordo, impara ad ascoltare, perché la tua felicità dipenderà da questo. E poi c'è un secondo personaggio che è il logorroico. Sapete chi è il logorroico? Ah sì, forse lo so, forse dovrei sapere, mia moglie e mio marito sentito. Il logorroico sì, forse lo so, forse non lo so, forse dovrei saperlo, però non mi ricordo, mi sa che mi era già stato detto che il logorroico, bla bla bla, il logorroico è una persona che parla sempre, deve sempre riempire ogni piccolo spazio di una conversazione, sa sempre cosa dire, deve sempre farti sapere quello che pensa su qualsiasi argomento. E se non sai di essere logorroico, chiedi in questo caso a tua moglie o tuo marito, sicuramente sapranno dirtelo. E il logorroico parla e anche lui non ascolta. E che cosa dice Giacomo ai logorroici? Dice dovete essere lenti a parlare. Questo non significa che dobbiamo parlare in questo modo, significa che dobbiamo metterci una mano davanti alla bocca ed ascoltare di più quello che Dio vuole dirci, quello che Dio vuole dirci attraverso i fratelli. Perché se Dio vorrà darci una parola di consolazione o anche di riprensione attraverso un fratello o una sorella, faremo una conversazione, noi tendiamo a dominarla parlando di tutto e di più, faremo fatica non solo a praticare la parola di Dio, ma a conoscerla. E i rabbini dicevano, se il Signore ci ha dato 2 orecchie e una bocca, è perché forse dovremmo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Se sei logorroico, il Signore dice, lento a parlare.
È difficile perché tutti siamo animati dal desiderio di condividere la nostra vita con gli altri, a volte di condividerla nei minimi particolari, però dobbiamo imparare ad ascoltare. E sicuramente ognuno di noi almeno una volta nella vita ha sperimentato una situazione come questa. Voi magari volevate parlare con qualcuno e questa persona, magari perché avevate un problema eccetera, e questa persona invece tende a dominare la conversazione e voi non avete modo di condividere nulla. O magari volevate andare da qualcuno, da un fratello, da una sorella, per sistemare una situazione, quindi magari per chiedere perdono, però andate lì e quella persona parla e voi non avete lo spazio, non avete l'occasione magari per chiedere perdono. E poi ci sono relazioni che non si sistemano per questo motivo. Allora il logorroico, dato che una reale felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio, e il fatto di parlare sempre potrebbe essere un ostacolo alla conoscenza della parola di Dio, dobbiamo imparare ad essere lenti a parlare, ad ascoltare di più. Il terzo personaggio, non lo so, mi è venuto in mente Hulk, è quello dell'arrabbiato. L'arrabbiato è uno suscettibile, non gli si può dire nulla perché subito scatta. E sicuramente dei 5 personaggi ognuno di noi ne sceglierà uno forse questa mattina e si identificherà con quello. È vero, io vado sempre di fretta, io ascolto poco. Se io ne dovessi scegliere uno, forse sceglierei questo, mi identificherei in questo. Cosa dice Giacomo a coloro che sono suscettibili? A coloro a cui non gli si può dire nulla perché subito scattano. Dovete essere lenti all'ira, lenti all'ira. E a volte capita, no? Tra marito e moglie di avere una discussione. Il Signore mi ha dato il privilegio di sposare una donna che è tranquillissima, pacatissima, che cerca sempre la pace, ok? Una vera donna di Dio, ed ecco perché il matrimonio sta funzionando. A volte capita che nel discutere io alzi un pochettino per farmi ascoltare il tono della voce. Mio figlio dice: caro, ma perché ti stai arrabbiando? Perché alzi il tono della voce? Io alzo il tono della voce? Ma che cosa? Ma perché ti stai? Io mi sto scaldando, ma che cosa stai dicendo? Mi sto scaldando, eccetera. Sì, caro, tu dici: io non mi sto scaldando, non sono arrabbiato. Ok, poi dico: domani magari devo predicare in chiesa, perché queste cose succedono sempre, o il sabato sera o la domenica mattina quando siamo in macchina. E poi dico: ok, devo predicare. Poi io insegno corsi di Antico Testamento per l'Ibei e parto con la teologia. Dico: guarda cara, ma quante volte, hai letto il libro dei numeri ultimamente, voi lo state studiando, per ben 13 volte l'ira del Signore si accende contro il popolo. E Gesù che cosa ha fatto nel Tempio quando ha visto i cambiavalute eccetera? Ok? Queste tavole le butta all'aria, eccetera. Quindi se Dio si arrabbia e se Gesù si arrabbia nel Nuovo Testamento e loro non possono peccare perché sono Dio, allora io quando mi arrabbio non pecco. E mia moglie dice: sì, certo, allora sai che c'hai torto, ok? Però qual è la differenza? Giacomo lo dice al versetto 20, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Giacomo dice: la vostra ira, l'ira dell'uomo è diversa dall'ira di Dio. Ci sono motivazioni diverse alle spalle. Io vivo su una strada lunga 50 km, che forse alcuni di voi avranno sentito nominare, la Domiziana. E quando scendo per andare a lavoro la mattina, che cosa succede? Mi metto sulla Domiziana e c'è il furbo che mi sfreccia a 120 all'ora rischiando di mandarmi fuori strada. O a volte mi fermo al semaforo e vedo, devo andare dritto, vedo il furbo che mi sorpassa da sinistra, che fa finta di girare a sinistra, però poi si mette davanti per rubarmi il posto. E allora lì mi arrabbio un attimino, pensieri poco buoni cominciano a frullarmi in testa, a volte parole anche poco buone potrebbero uscire dalla mia bocca e mi arrabbio. Però perché mi arrabbio? Perché la giustizia di Dio è stata lesa, perché le regole della strada sono state infrante e quindi in qualche modo Dio, il suo onore è stato leso. No, ma arrabbio perché volevo passare prima io, perché sono una persona orgogliosa, mi dà fastidio quando qualcuno si mette davanti con la macchina, eccetera. E Giacomo dice: l'ira di Dio non ha a che fare con queste sciocchezze. Quando Dio si arrabbia per motivazioni serie.
perché in un qualche modo la sua natura, il suo carattere sono stati intaccati, potremmo dire, o sporcati dal modo in cui l'uomo è primato, più che perché magari c'è un'ingiustizia, eccetera. E Giacomo dice: se sei una persona a cui non gli si può dire niente, devi essere lento all'ira. Magari il Signore vorrebbe parlarci attraverso la sua parola, però se noi abbiamo quello spirito arrabbiato, leggeremo la parola ma non capiremo nulla. Oppure magari il Signore vuole riprenderci perché non stiamo camminando con Lui nella nostra vita di tutti i giorni. Magari un anziano, un responsabile di chiesa, per amor nostro vorrebbero venire da noi e dirci: guarda caro Gabriele, però io ti voglio bene, quello che sto per dirti veramente perché ho a cuore i tuoi migliori interessi. Guarda, uscire con quel ragazzo o con quella ragazza forse non è la cosa migliore. Guarda, forse non stai proprio gestendo i soldi nel modo giusto. Posso darti qualche consiglio, posso aiutarti, come un padre fa con un figlio. Ma questo potremmo farlo anche tra di noi, perché siamo una famiglia. Però se subito ci accendiamo, ma chi sei tu per venirmi a dire che ci arrabbiamo? La parola di Dio non arriverà a noi. Questo potrebbe essere un grande ostacolo alla conoscenza della parola. C'è un quarto personaggio che è il furbo. Il furbo è uno che dice: io detesto, odio quel tipo di peccato, però poi dall'altra parte tollero altri tipi di peccati. Hai visto quella sorella che critica sempre? È una persona che critica gli altri. Però fratello, anche tu stai criticando in questo momento. Hai visto quel fratello che arriva sempre in ritardo, oppure quel fratello che mi ha confidato che nella dichiarazione il modello unico ha evaso le tasse? Sì, è vero. Ma fratello, non eri tu quello che mi ha detto l'altro giorno che è arrivato al lavoro in ritardo perché voleva dormire un'oretta in più, e poi al datore di lavoro ha detto invece che si era rotta, bucata la gomma, eccetera. Vabbè, ma quella è un'altra circostanza. E quindi il furbo è uno che detesta determinati peccati all'apparenza da una parte, però ne tollera altri. Magari è una persona che serve nella chiesa, è una persona attiva nella chiesa, però poi quando è a casa non legge, non medita la parola di Dio e critica gli altri perché non servono nella chiesa. Il furbo è una persona che magari prega durante la riunione di preghiera con bellissime parole: Signore, ti prego per i miei fratelli, proteggi quel fratello che dovrà mettersi in viaggio, eccetera, però poi a casa tratta male la moglie, abusa verbalmente della moglie, zitta, stupida, tu non capisci niente, sei una sciocca, hai sbagliato a fare questo. Il furbo è una persona che magari aiuta con la distribuzione dei simboli e la raccolta delle offerte, e quando va a casa critica le guide, critica gli anziani. Mai visto? Non mi è piaciuta la predicazione di oggi. Oggi potrete dirlo, però perché tanto non sono anziano. Però hai visto quell'anziano, hai visto quel fratello, quindi c'è critica a casa. Il furbo è una persona che canta a squarciagola: Signore ti amo, tu hai il primo posto nella mia vita, io voglio onorarti con la mia vita, e poi magari quando è in giro per la strada pensa a donne che non siano la propria moglie, o immaginano le donne, scusate, una relazione romantica con un uomo che non è il proprio marito, però poi c'è: Signore ti adoro e ti lodo con la mia vita. Questo è il furbo. Io credo che siamo tutti un po' furbi ad un certo livello. Purtroppo ognuno di noi combatte con dei peccati nella propria vita. Nessuno è perfetto, ed è stato bello ricordare oggi che siamo salvati per grazia, che i nostri peccati sono stati perdonati in Cristo Gesù. Ma questo non toglie che c'è un processo di santificazione che comincia al momento della conversione, che implica una lotta contro il peccato, eccetera. E quindi se siamo furbi, Giacomo dice: riponete ogni impurità. Se ci sono aspetti della nostra vita che non si confrontano con la parola di Dio, dobbiamo rimuoverli, ed ogni residuo di malizia. Impurità, malizia, tutto ciò che non si conforma con la parola di Dio. Pian piano dobbiamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, ma anche con un impegno da parte nostra, toglierlo.
dalla nostra vita? Qual è quel peccato che ci fa cadere? Siamo persone che critichiamo facilmente? Allora voglio impegnarmi settimana dopo settimana a non parlare male di persone che non sono presenti, che in quel momento non possono difendersi. Sono una persona che ha il click facile al computer, che guarda cose che non dovrebbe vedere. Chiedo al mio amico di mettergli un filtro, chiedo al mio amico di aiutarmi, cerco di creare, in inglese si dice un rapporto di accountability, e quindi un rendersi conto l'uno all'altro. Ci vediamo ogni settimana e ci confidiamo, diciamo ok, come sta andando il tuo rapporto matrimoniale? E io mi arrabbio sempre, benissimo, questa settimana ci impegneremo insieme, io mi impegno a pregare per te, ci impegneremo affinché il tuo carattere pian pianino possa cambiare. Poi magari ci si vede dopo una settimana, questa settimana mi sono arrabbiato solo una volta, e pian piano, con l'aiuto degli altri, con l'aiuto del Signore, il peccato viene rimosso dalla nostra vita. Quindi deporre ogni impurità, ogni malizia, perché una reale felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio. E se noi siamo delle persone furbe, il peccato ci porterà lontano dalla parola di Dio. Qualcuno disse: o questo libro ti terrà lontano dal peccato, o il peccato ti terrà lontano da questo libro. E quando il nostro rapporto col Signore è macchiato da peccati anche diciamo non particolarmente gravi, come possono essere le bugie, a volte un'irritazione e via dicendo nei confronti di qualcuno, non abbiamo quel desiderio di leggere la parola di Dio, di meditare la parola di Dio. Questo blocca la conoscenza della parola di Dio. L'ultimo personaggio è il so tutto io. Non so perché, ma quando leggendo Giacomo mi è venuto in mente questo personaggio. Ce lo ricordiamo? No. Quattro occhi. Vi ricordate Quattro occhi? Qual era la frase tipica di Quattro occhi? Che è meglio, ottimo, che è meglio, il quattro occhi, scusate, il so tutto io è una persona che come Quattro occhi sa sempre tutto, qualsiasi cosa voi cerchiate di condividere, ah sì lo sapevo, sì l'ho già visto, sì ci avevo già pensato e via dicendo. Il so tutto io è una persona che ha sempre l'ultima parola, che vuole mettere in mostra la propria conoscenza, che vuole far vedere agli altri quanto profondi sono i suoi ragionamenti. E caro fratello, è bello utilizzare il tuo piccolo cervello per contribuire alla discussione, però non c'è bisogno, perché ci sono io, so io e via dicendo. E queste persone, spesso orgogliose, fanno molta fatica a ricevere l'istruzione che viene dalla parola di Dio, o una parola detta da un fratello o da una sorella. E il Signore, e Giacomo dice, il Signore dice tramite Giacomo: dovete ricevere la parola con dolcezza, letteralmente con mansuetudine, con uno spirito mansueto, riconoscendo che non sappiamo ogni cosa, che abbiamo bisogno costantemente della guida del Signore per la nostra vita, e che indipendentemente dall'esperienza che noi abbiamo con il Signore, dall'esperienza lavorativa che abbiamo, dall'esperienza nel gestire i soldi che abbiamo, dall'esperienza che abbiamo nel vivere la vita familiare, abbiamo sempre bisogno di crescere, di imparare qualcosa, e che anche il fratello più umile dell'assemblea può farci crescere con le sue parole. Quindi, se sei un so tutto io, una preghiera che potresti fare è questa: Signore, io riconosco di essere orgoglioso, riconosco di volermi mettere in mostra, di voler fare vedere agli altri quello che so, però voglio riconoscere che ci sono cose che io posso imparare dagli altri, forse poche cose, però ci sono cose che posso imparare dagli altri. Signore, dammi uno spirito umile, donami uno spirito mansueto, io voglio impegnarmi a crescere in tal senso. E dato che una reale felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio, il fatto di credersi di essere arrivati o di sapere tutto potrebbe costituire un grande ostacolo. In quale di queste personalità ti riconosci? Credo che forse ognuno di noi si riconosca in almeno una di queste personalità. Sei un sordo, una persona che va sempre in fretta, che non ha il tempo di ascoltare negli altri nella parola di Dio. Sei un logorroico, una persona che parla sempre, non dà spazio agli altri di esprimersi, non dà modo alla parola di Dio di parlare, eccetera.
Sei uno che si arrabbia facilmente, una persona a cui non gli si può dire nulla, che subito, una persona che fa fatica a leggere la parola di Dio perché ha uno spirito acerbo, magari perché porti rancore nei confronti di qualcun altro. Sei un furbo, una persona che tollera determinati peccati nella propria vita, sei una persona che si crede di sapere ogni cosa. Giacomo dice: una vera felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio. Allora, se questi aspetti del carattere sono un intralcio alla tua vita per poter conoscere meglio la sua parola, dato che la felicità dipende dalla conoscenza della parola, chiedi al Signore di aiutarti nel liberarti di questi aspetti del carattere. Chiediamolo insieme e con l'aiuto dello Spirito Santo noi possiamo farcela. A volte c'è questa bugia di Satana che ricorre nelle nostre menti, che è presente nelle nostre menti. Tanto sono tanti anni che ti arrabbi sempre, non sei mai cambiato, tanti anni che hai determinati peccati nella tua vita, non sei mai riuscito a liberartene, non ce la puoi fare. Non è vero, perché non c'è nessun peccato che con la grazia di Dio noi non possiamo rimuovere dalla nostra vita. Quindi possiamo farcelo. Il mio incoraggiamento questa mattina è quello di riflettere su cosa ci blocca di conoscere la parola di Dio e rimuoverlo dalla nostra vita. Perché il rischio qual è? Quello di vivere una comoda illusione. Perché è facile essere così come siamo, che questo è il mio carattere, non c'è niente che posso fare per cambiarlo, ma la stimolante realtà è diversa. Stimolante perché? Perché lavorare sul nostro carattere purtroppo è uno sforzo. Se ci arrabbiamo facilmente, o se parliamo tanto, o se siamo orgogliosi, è difficile ammetterlo, è difficile cambiare. Ma la buona notizia è che con l'aiuto di Dio possiamo farcelo. Ci sono degli ostacoli, vado molto velocemente, ci sono solo 2 sottopunti, che impediscono invece la pratica della parola di Dio. In Giacomo 1, versetti 22 e 25 è scritto: ma mettete in pratica la parola, non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. Egli sarà felice nel suo operare. Giacomo dice: guardate che nonostante con l'aiuto dello Spirito Santo voi riusciate ad eliminare quegli ostacoli caratteriali che impediscono la conoscenza della parola di Dio, che è una buona cosa, non è finita lì, perché poi bisogna non solo conoscere la parola di Dio, ma metterla in pratica. Un papà si alza la mattina, deve andare a lavoro, prende la sua 24 ore, scende giù in cucina e nota che ci sono 3 bidoni dell'immondizia pieni. Cioè il bidone della carta pieno, il bidone quello con la plastica pieno e quello con l'indifferenziata pieno. Non ha il tempo di svuotare questi bidoni e quindi che cosa fa? Scrive una bella lettera ai suoi figli che scenderanno più tardi poi per andare a scuola e gli dice: cari ragazzi, ho qualcosa di importante da dirvi, quindi fate attenzione. Sappiate che vi voglio bene, sono fiero di come state andando a scuola, sono fiero di voi come figli. Siete dei figli straordinari. Okay. Vi chiedo un piccolo favore. Dato che, come potete vedere dal fogliettino attaccato al frigorifero, oggi è il giorno della raccolta, per favore portate fuori plastica, carta e l'indifferenziata, perché altrimenti dovremmo restare ancora una settimana con l'immondizia in casa. Vi amo tantissimo, papà. Padre, dopo una dura giornata di lavoro, il papà torna a casa tutto stanco, apre la porta della cucina e che cosa vede? L'immondizia era sempre lì. Ragazzi, tutti in salotto, riunione di famiglia. Ragazzi, avete trovato la mia lettera sul tavolo questa mattina? Sì papà, ma mamma mia, una lettera bellissima. Papà, come è cominciato? Ragazzi, fate attenzione, a qualcosa di importante da dirvi. Eravamo tutti, io chissà cosa dovrà dirci. E poi papà, il modo in cui tu hai espresso i tuoi sentimenti per noi. Vi amo
sono fiero di te, papà, non ci avevi mai detto queste cose in maniera così aperta. Ma poi questo mix di prosa e di poesia nelle tue parole, la sillabazione perfetta, la punteggiatura, papà, ma sei uno scrittore straordinario. E il modo in cui tu hai introdotto il concetto dell'immondizia. Papà, siamo andati alla Bibbia per vedere quello che l'Antico Testamento dice dell'immondizia. E non ci crederai cosa abbiamo scoperto. Siamo andati nell'Antico Testamento e abbiamo visto che le immondizie e i rifiuti dovevano essere portati fuori dal campo, perché Dio passava nel campo e lui era un Dio santo. Quindi papà, i rifiuti fuori, e papà, i rifiuti fuori. I rifiuti fuori dal campo, capisci papà? Il peccato fuori. E poi papà siamo andati al Nuovo Testamento e abbiamo scoperto che c'era questa valle, la valle del figlio di Innom, chiamata Gena nel Nuovo Testamento, dove venivano bruciate le immondizie, e Gesù utilizza una buona illustrazione per dire le immondizie, il peccato che viene giudicato da Dio, bruciato. Papà, abbiamo fatto una piccola riunione prima che tu venissi, abbiamo invitato degli amici di scuola spiegando appunto questo concetto della salvezza mediante l'immondizia. 2 hanno fatto professione di fede. Papà, abbiamo deciso di aprire un blog per condividere con il mondo la teologia dell'immondizia, che è straordinaria. A un certo punto il papà, va bene ragazzi, bellissimo, straordinario, ma avete portato fuori l'immondizia? Ah, ecco cosa dovevamo fare. Capite che cosa voglio dire? Che spesso noi abbiamo la parola di Dio, la esaminiamo, quello che Giacomo dice, quello che la parola di Dio ci insegna, bellissimo, fantastico, facciamo esegesi del brano, applichiamo i principi ermeneutici, un bel messaggio, una bella struttura, eccetera, e poi però non pratichiamo quello che la parola di Dio ci dice di fare, non lo facciamo. Non lo facciamo, ci è richiesto di perdonare, ma non lo facciamo, lo sappiamo, abbiamo una bellissima teologia del perdono, ma non andiamo dal nostro fratello se sappiamo che quel fratello ha qualcosa contro di noi. Allora, che cosa serve sapere che a mia moglie piace la pizza, che a mia moglie piacciono le rose, che a mia moglie piace la musica classica, seppure non le porto mai fiori? Invece di andare a mangiare una pizza andiamo dal kebabaro di Lutone, e se quando siamo in macchina invece di ascoltare la musica classica che piace a lei ascoltiamo l'heavy metal, i Marilyn Manson che piacciono a me, sto scherzando? Capite che cosa voglio dire? Il sapere le cose non cambia nulla. Se noi sappiamo di stare guidando verso un burrone e non cambiamo strada, noi finiremo nel burrone. Purtroppo uno dei grandi malesseri della Chiesa di oggi non solo che la parola di Dio non si conosce, ma non si pratica nella vita di tutti i giorni, eccetera. E Giacomo lo dice, questo potrebbe essere un ostacolo, alla pratica della parola di Dio, eccetera. Quindi il primo ostacolo era l'illusione, ma c'è un secondo ostacolo che è la dimenticanza. Giacomo utilizza qui l'esempio di uno specchio, ed ho quasi terminato. Gli specchi del primo secolo erano un po' diversi dagli specchi così come ce li abbiamo noi. Leggermente. Puoi tornare indietro, per favore? Erano leggermente diversi, ok? Quindi erano fatti di rame. Spesso ho letto il passo di prima Corinzi 13 dove l'Apostolo Paolo dice: perché ora vediamo come in uno specchio in modo scuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Inizialmente facevo difficoltà a capire questo brano. Come in uno specchio vedi in modo scuro? Vuol dire che non ha acceso la luce nella stanza, ok? Perché lo specchio tu vedi la tua immagine al contrario, ma la vedi chiaramente, perché gli specchi erano fatti di rame o di bronzo. Quindi che cosa succedeva? Che questo rame, questo bronzo veniva lucidato e c'era un'immagine riflessa che non era molto chiara, però ti dava un'idea, ok? E gli specchi venivano messi in questa posizione, venivano messi orizzontalmente, e per specchiarsi bisognava calarsi, bisognava chinarsi, eccetera. A volte io mi alzo la mattina per andare al lavoro, una delle ultime cose che faccio prima di andare al lavoro è quella di lavarmi i denti. Ricevo una chiamata, vado molto di fretta, quindi mi lavo i denti, anche se ho uno specchio 2 metri per 1, mi guardo velocemente, poi scendo su, prendo la macchina, mentre guido
mi guardo allo specchietto retrovisore, giusto così per sicurezza, e mi rendo conto di avere una striscia di dentifricio sulla mano. E dico, mamma mia Signore, grazie, perché voi immaginate, io insegno storia e geografia in una scuola media, entrare in classe con una striscia di dentifricio, cioè è il sogno di ogni dodicenne, vedere il professore o con la zippa abbassata o con una striscia di dentifricio, eccetera. E dico, ma com'è possibile? Ho uno specchio 2 metri per 1, come ho fatto quello che avevo visto? E Giacomo dice, purtroppo noi a volte siamo così, siamo persone che guardiamo la nostra immagine riflessa in uno specchio e 10 secondi dopo ci siamo dimenticati come siamo fatti. Voi immaginate, voi vi conoscete perfettamente, però vi guardate davanti allo specchio, poi vi girate, ma sono biondo o sono bruno? Sono bruno, ma ho gli occhi azzurri o gli occhi marroni, eccetera. Sembra una cosa assurda, ma Giacomo dice questo è quello che succede. Noi leggiamo la parola di Dio, ok, il tuo cruccio, ok, non sia su di te tutta la notte. Se hai un problema, ad esempio con tua moglie, con tuo marito, prima di andare a letto risolvilo, eccetera. Magari lo leggiamo 5 minuti prima di andare a dormire. Sappiamo che c'è qualcosa che non va, chiudiamo la Bibbia e ci dimentichiamo quello che abbiamo letto e andiamo a letto come se nulla fosse. Oppure ci sono tanti principi della parola di Dio che noi conosciamo, però ce ne dimentichiamo. Il Signore ama un donatore gioioso, ok? Però poi quando passa la borsa dell'offerta la domenica mattina ci ricordiamo sempre, dopo che ci è passato davanti, che il Signore ama un donatore gioioso, ci dimentichiamo quello che la parola ci insegna, eccetera. Ama il tuo prossimo come te stesso, però poi siamo in ufficio, un nostro collega ci dà una risposta poco carina e noi ci arrabbiamo e ci ricordiamo solamente 10 minuti dopo, la parola di Dio invece mi dice di amare il mio prossimo come me stesso, eccetera. Allora tutti vorremmo avere uno specchio come questo, no? Soprattutto le persone di una certa età, è vero Riccardo? Uno specchio come questo dove vedersi sempre giovani, oppure le donne vorrebbero avere uno specchio come questo, dove vedersi sempre belle e giovani. Io vorrei avere uno specchio come questo, solo che non so dove comprarlo, ok? La parola di Dio ci dice che utilizza l'illustrazione dello specchio per farci capire che la parola di Dio è come uno specchio nel quale specchiarci, eccetera. E se noi lo facciamo in maniera frettolosa, rischio di dimenticare quello che c'è scritto. È interessante che, e mi avvio alla conclusione, che gli specchi venivano tenuti orizzontalmente, quindi le persone dovevano calarsi per specchiarsi. E la parola che Giacomo utilizza quando dice colui che guarda attentamente indica proprio quest'atto di inclinarsi, okay? Quindi noi immaginiamo che invece di avere uno specchio abbiamo la parola di Dio e ci incliniamo nella parola di Dio per vedere se la nostra vita si conforma a ciò che c'è scritto, con attenzione, guardare attentamente e a volte inclinarsi per leggere, per studiare, per meditare la parola di Dio. È faticoso, può essere veramente faticoso, però è ciò che Giacomo ci dice di fare. Se non volete essere, dice Giacomo, delle persone che dimenticano, troppo dovete spendere del tempo inclinati sulla vostra sedia, sul vostro letto, a capire e a praticare il pensiero di Dio per la vostra vita. Il problema è che non ci sono scorciatoie, non c'è un'altra strada alla maturità cristiana che non passa per la conoscenza e la pratica della parola di Dio. Una reale felicità dipende dalla pratica, dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio. Se vogliamo essere felici, questa è la strada. Comoda illusione e stimolante realtà. Che tipo di vita stai vivendo tu? Una comoda illusione dove pensi di poter essere felice, aver successo nelle tue relazioni, nel modo in cui gestisci i soldi, il rapporto con i colleghi, il rapporto familiare, il ministero nella Chiesa, a prescindere dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio, o una stimolante realtà? L'invito di Giacomo è a vivere una stimolante realtà, e ripeto, stimolante perché? Perché a volte è faticoso,
cercare di conformarsi alla parola di Dio, praticare la parola di Dio, conoscere la parola di Dio. Ma dato che la nostra felicità dipende da questo, non c'è cosa migliore che noi possiamo fare. Abbiamo visto che ci sono, una reale felicità dipende dalla pratica della parola di Dio, abbiamo visto che ci sono degli ostacoli alla conoscenza e degli ostacoli alla pratica. Il nostro carattere, siamo sordi, non ascoltiamo, siamo logorroici, parliamo sempre, ci arrabbiamo facilmente, siamo furbi, tolleriamo il peccato, ci crediamo di sapere ogni cosa. Il Signore vuole, questo è chiaro nella sua parola, che ci impegniamo con l'aiuto di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, e nonostante le bugie di Satana che vuole farci credere che non possiamo farcela, vuole che noi lavoriamo su questi aspetti del nostro carattere. Secondo gli ostacoli alla pratica, l'illusione, la conoscenza basta, con la dimenticanza, il fatto di leggere, di meditare la parola di Dio così, con molta leggerezza. Giacomo dice dobbiamo inclinarci e spendere del tempo con la parola. E cosa possiamo fare di pratico? Cosa possiamo fare di pratico per in un certo senso rimuovere questi ostacoli? Ci sono perlomeno 3 cose. Primo, scrivere. E che cosa c'entra scrivere? Mettere è bello farlo ora, però quando andiamo a casa. Scrivere su un foglio: Signore, io sono sordo. Signore, io sono logorroico. Signore, io sono una persona che si arrabbia sempre. Signore, io sono un furbo. Questi sono i 3 peccati che io continuo a tollerare nella mia vita. Signore, io sono una persona orgogliosa, io penso di sapere tutto. Ti chiedo perdono e voglio cambiare. Signore, io mi sto illudendo. Scriverlo, mi sto illudendo. E per il fatto che sono credente io lo sono da 23 anni, e che conosco un po' la tua parola, penso di poter essere felice in questo modo senza praticarla nei minimi dettagli. Signore, io ti confesso questo, voglio abbandonare questo peccato. La seconda cosa che possiamo fare è pregare, perché da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di un rapporto costante con il Signore, abbiamo bisogno dell'opera di santificazione che lo Spirito Santo compie in noi. Quindi è una sinergia. Noi cerchiamo di non intralciare il lavoro dello Spirito Santo e lo Spirito Santo opera in noi. Quindi passare del tempo in preghiera, riconoscendo che il Signore può trasformare le nostre vite, chiedendo perdono per quelle cose che non vanno e sperimentando nella preghiera questa grazia benefica del Signore che vuole cambiare le nostre vite. Ed infine adottare una strategia per combattere quel determinato tipo di peccato. Se sono una persona che non legge e non medita la parola, che va sempre di fretta, mi stampo da internet un bel programma di lettura della Bibbia in un anno e ogni giorno, come magari ci hanno insegnato alla scuola domenicale o al gruppo adolescenti, leggo i miei 3 capitoli al giorno e metto la crocetta e dico: Signore, la mia strategia è che ogni giorno, prima di andare a lavoro, leggo, rifletto per 20 minuti su questi 3 capitoli e dedico 10 minuti alla preghiera. Se sono una persona che si arrabbia sempre, di pregare la mattina: Signore, ho stampato questo bel versetto che mi dice che non devo arrabbiarmi, voglio impegnarmi questa mattina a non arrabbiarmi con i colleghi, con quel collega che mi darà fastidio, e poi magari tornare a casa e rendere conto alla propria moglie, al proprio marito, ad un fratello, ad una sorella. Adottare una strategia. Se ho problemi con l'altro sesso, pensieri impuri, internet, eccetera, ok, quando sono solo in casa non uso il computer. Oppure, come fanno molte famiglie, una cosa molto bella: ho il computer nella stanza, nel soggiorno, ok, dove tutti possono vedere quello che sto facendo. Sembrano delle cose strane, ma sono consigli che possono aiutarci a liberarci di qualsiasi forma di peccato. Scrivere, pregare, adottare. Mio era stato messo di fronte a questa scelta da Morpheus. Pillola blu, ti svegli domani mattina e crederai a ciò che vorrai. Pillola rossa, vedi come è fatto il mondo reale. Stiamo vivendo una comoda illusione o una stimolante realtà? La parola del Signore non è solo descrittiva, non ci descrive solamente dei fatti, è prescrittiva, ci dice qualcosa da fare. Cosa vogliamo fare questa mattina? Quale pillola sceglierai?
Continuerai a vivere così, magari come hai sempre fatto, tollerando peccati magari nella tua vita, oppure sceglierai di continuare a camminare con il Signore, a cominciare a camminare con il Signore, riconoscendo che la vera felicità dipende dalla conoscenza e dalla pratica della parola di Dio. La scelta è nostra. Il Signore però è fedele e se noi ci impegniamo con Lui si impegna nei nostri confronti, ci aiuta ed avremo una vita, nonostante i problemi, nonostante le difficoltà, una vita felice e serena. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la chiarezza della tua parola. Ti ringraziamo perché tu sei un Dio misericordioso, un Dio che non tollera il peccato, ma un Dio che ci fa grazia. E noi riconosciamo di essere salvati per grazia e riconosciamo di avere un bisogno disperato e continuo di questa tua grazia nei nostri confronti. Signore, da parte nostra vogliamo impegnarci a togliere dalla nostra vita quegli ostacoli che impediscono la conoscenza e la pratica della tua parola. E grazie perché tu ci darai la forza di farlo. Ti adoriamo perché sei un Dio magnifico, un Dio straordinario, un Dio che è con noi e non ci abbandona mai. Nel nome di Gesù.